Amici, buonasera a tutti da Napoliello87, Forza Napolese. Allora, questa sera vi parlo del calciomercato del Parma. Andiamo con subito la prima notizia. Ciano Parma, i Ducali vicino all'attaccante del Frosinone. Allora, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Frosinone, Camilo Ciano, potrebbe essere il prossimo acquisto del Parma. La società ducale, in vista del prossimo campionato di Serie A, vorrebbe rinforzare la rosa proprio con un attaccante di qualità. E questo attaccante appunto è Ciano del Frosinone, che non ha fatto così male, ragazzi, come avete visto al Frosinone. Non è che sarebbe un attaccante top, però diciamo per il Parma ha bisogno di attaccanti, cioè penso se Inglese resta potrebbe fare il vice ad Inglese, come diciamo riserva di Inglese. Questo penso, poi almeno che Inglese non lo riprende, perché noi l'abbiamo dato in prestito al Parma. Bisogna vedere noi cosa facciamo. Io Inglese non lo voglio al Napoli, perché diciamo non è un attaccante da Napoli, con tutto che è un buon giocatore, sì, però lo farei restare al Parma. Poi al Parma gli fa bene un attaccante come Ciano, come riserva di Inglese. Ragazzi, secondo me sarebbe una buona riserva. Passiamo al secondo giocatore che cerca sempre il Parma, perché oggi vi parlo del Parma. Allora, cerca sempre un esterno. Qui è una punta, si parlava di Ciano, invece ora parliamo dell'esterno, che è Iturbe. Ve lo ricordate, Iturbe ha giocato al Torino e alla Roma. Prima alla Roma e poi è andato al Torino. Allora, Juan Iturbe potrebbe fare ritorno in Italia, precisamente nel Parma. I Ducali sognano un colpo alla Gervinho. Perché un colpo alla Gervinho? Perché è veloce, anche Turbe, ha velocità. Le sue caratteristiche migliori sono la velocità. Un giocatore alla Gervinho, è un esterno come Gervinho. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Parma continua a seguire con attenzione Juan Iturbe, il classe 93, ragazzi, è pure giovane, è del 93. Dopo la sua stagione nelle file dei messicani del Pumas, ha giocato in Messico, potrebbe fare ritorno in Italia, dopo l'esperienza con l'Hellas Verona, sì perché ha cominciato col Verona, poi alla Roma e poi al Torino. I Ducati sperano nell'attaccante argentino, naturalizzato paraguaiano, possa essere un colpo appunto alla Gervinho. Ragazzi, sarebbe un grandissimo colpo secondo me invece questo rispetto a Ciano. Ciano sì potrebbe essere una buona alternativa ad Inglese se resta, invece Turbe secondo me potrebbe fare il titolare, proprio affiancando Gervinho negli esterni. Cioè, metti Gervinho da una parte, Turbe un'altra, la velocità di quei due fa paura, e veramente mette pericolo alle difese delle squadre avversarie. Sarebbe un grande colpo questo qui secondo me per il Parma se riesce ad acquistarlo. Passiamo al terzo. Allora, il Parma idea Serna del Cagliari, le ultime, questa è proprio l'ultima notizia di oggi. Cambio di maglia per Serna, il laterale destro croato è pronto a salutare il Cagliari. Come vi ricordo, Serna, nazionale croato, e ha giocato l'ultima stagione proprio ora con il Cagliari. Rinnovo a ribasso, cioè il Cagliari non ha intenzione di rinnovare il contratto a Serna. Il giocatore avrebbe iniziato a guardarsi attorno e potrebbe andare via. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore croato ha iniziato a filtrare con il Parma. Difensore croato, che poi, sì, perché comunque anche i terzini vengono chiamati difensori. È terzino Serna. E comunque è un terzino d'esperienza, come vi ricordate, ha giocato anche allo Shakhtar, sì, ha giocato anche allo Shakhtar. Che devo dire, è un buon difensore con esperienza, niente male, andrebbe a prendere un buon terzino, diciamo per il Parma va più che bene. Fatemi sapere voi amici cosa ne pensate di questi tre possibili acquisti. Iturbe, ex Torino, Roma e Verona, Ciano, ex Frosinone e punta, e poi Serna appunto ex Cagliari. Fatemi sapere qui sotto i commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Napolese!